Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati in un nuovo episodio di A come puntini puntini. L'ospite di oggi è Stefano Crucu. Con Stefano abbiamo condiviso ormai 25 anni fa gioie e dolori di quando si proponeva internet, il web a istituzioni e a imprenditori. Oggi Stefano è uno stimato e apprezzato consulente formatore di comunicazione digitale e quindi buon ascolto, buona visione e sigla. Come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Ciao caro. Allora? Come stai? Tutto bene, tutto bene. Tu? Che bello rivederti dopo Sì. un bel po'. Minchia, di persona non dico 20, però 15 Non buoni. dire sì. parolacce. Te lo metti questo? Sì, certo. Allora. Beh, tu sei esperto, non devo Mettiamo insegnarti qui. nulla. Attento che il magnete c'è un verso. Sì, ok. Allora, ok. Questi della Hollyland sono bellissimi. Questi qui. Sì, mi sono preso anche i 2S, voglio provarli. Buongiorno, sei anche lì. Oh, buongiorno. A lui non ho fatto un'imboscata, un po' lo sapeva. Sì, no. Perché ha avuto modo di vedere In effetti sì, sono preparato, però è sempre un'emozione. Davvero? Sì. E poi sei dall'altra parte. È quello, perché sono abituato a farle, ma non a riceverle. Quindi mi faccio guidare in tutti i sensi. Guarda, ti rilassi un po'. Sì, infatti, è bello. Allora, ti ho presentato, c'è un incipit in questa cosa, quindi non devo spiegare nulla, sai perfettamente che cosa è. Ti ho presentato, invece ci pensavo ieri notte, ma come lo presento Stefano? E poi mi è venuto in mente una cosa, che abbiamo condiviso un periodo balordo 20 anni fa, vero? Ebbene sì, una cosa che pochi sanno è che in tanti mi conoscono per Crastulo, però io prima di fare Crastulo, io ero un giovanissimo creativo, ero un web designer, ma anche un grafico, alle prime armi, che avevo tante idee, tante voglie di fare, ma professionalità pochina. E il mio primissimo datore di lavoro serio, che mi aveva dato fiducia, era un certo Francesco Congiu. No, ma non dobbiamo parlare di me. No, l'unica cosa che posso dire è che mi aveva fatto un mazzo tanto, perché io ero proprio il creativo perfetto, cioè il creativo puro, quello che ha voglia di fare idee strane. Giustamente. E lui, tutto il lavoro che gli davo me lo distruggeva, nel senso che in senso buono, mi diceva: guarda, questa cosa è buona. Ah, ok, partiamo bene. Però c'era un'infinità di altre cose che non andavano bene, e quello che io non capivo e ho capito poi crescendo è che mi stava insegnando un mestiere, mi stava insegnando la cura dei particolari, perché non basta la creatività se poi ci sono degli errori, se poi ci sono delle cose, la classica goccia di inchiostro in una camicia, e quindi bianca magari. sì, e quindi quello mi è stato veramente utile, perché mi stava pagando, ma in realtà forse ero io che dovevo pagare lui, perché mi stava insegnando. Poi parliamo anche di Okay. No, però non ti ho presentato così, vedi, non ti ho presentato così, Perché sono ho omesso tutta questa cosa. Ho detto che abbiamo condiviso gioie e dolori di un bel periodo, per certi versi anche brutto, meno bello, per certi versi bellissimo, dove non riuscivamo a far capire a imprenditori e a istituzioni l'importanza del web, l'importanza dell'online, che allora era proprio all'inizio. Sì, e adesso sta cambiando anche tutto. Mamma mia, è vero. Perché secondo me quello che sta avvenendo adesso, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, cambierà veramente Già tutto. cambiato tutto. In parte sì, però allora noi viviamo in una bolla, nel senso che chi si occupa di comunicazione e tecnologia vede il mondo 10 giorni avanti, se così possiamo dire. Ma diciamo che
molti impiegati, molte persone non si rendono conto che effettivamente il mondo sta cambiando e ci sarà sempre più una difficoltà a capire ciò che è vero rispetto a ciò che non lo è. Bello, Quindi, bello. Vedi che, scusami, ti interrompo, intanto ti interrompo che mi viene voglia vai. di inserirmi. Hai visto che YouTube ha inserito, ma i contenuti sono reali o sono artificiali? Obbligatorietà. Sì, è lo sta facendo, ma sembra più una paraculata, perché in realtà è sempre più difficile, perché moltissimi, non solo quello, ma moltissimi contenuti di moltissimi creatori, io in primis, magari faccio delle cose e poi alcuni pezzetti però sono fatti con l'intelligenza artificiale, quindi sì, lo sto indicando, però quanto è vero e quanto non lo è. A me è capitato di ricevere dei video da dei colleghi che erano fatti con l'intelligenza artificiale e li ho dovuti riguardare 3 o 4 volte per rendermi conto che erano pazzeschi. Ancora oggi riusciamo a riconoscerli dall'audio. Bravo. Perché mentre il lip sync, quindi il parlato, è perfetto, l'audio ancora... Ma tu dici la voce dell'interlocutore? Sì, la voce dell'interlocutore non è ancora perfetta, nel senso è perfetta sul timbro, ma è strana nelle intonazioni. Un po' come quella... Ci sono delle pubblicità di Temu in cui si vedono bugiardi, siete dei bugiardi! Quindi, ma come i toni sono sbagliati, però è questione di quanto? Un anno e mezzo, poi saranno... probabile. Ma hai visto la velocità di 2 anni forse? I primi video di Sora, non ricordo chi fosse il primo. E i primi sono stati sempre OpenAI, però non con Sora, ma con... era un altro modello che adesso non mi ricordo, con non DALL-E. Non DALL-E, un altro ancora. Comunque era il modello prima di Sora ed erano già incredibili. Sì. E a oggi diciamo che mentre registriamo oggi il modello più avanzato è quello di Google, però è una rincorsa continua. Mamma mia. Nel senso che probabilmente quando uscirà questa intervista sarà un'altra ancora. Ma no, esce presto. Sì, ma comunque è tutto troppo veloce. Troppo veloce. Ecco, la velocità che abbiamo vissuto 2000-2025. Nel 2000 ci siamo conosciuti nel 2001 più o meno. Sì, erano gli esordi del web, quando la tecnologia che andava di più era la tecnologia di Macromedia Flash. Che era Dreamweaver era per fare i siti, Macromedia Flash era per fare animazioni, ma anche siti animati. Che se ci fosse un crimine per i siti web meno utilizzabili, io probabilmente sarei al gabbio, perché prima di fare Crastulo quello che facevo, creavo i siti internet per i locali, le discoteche. È vero, è lì che ti hanno conosciuto. E lì mi hanno conosciuto, perché quello che era successo è questo, che io, come dire, dovevo trovarmi clienti. Siccome mi piaceva la discoteca, ho detto creo siti internet per discoteche, locali, però mi mancavano i clienti. E quindi ho detto creo un sito internet, appunto Crastulo, che era un contenitore in cui c'erano fotografie delle serate, notizie sulle serate, insomma tutto sul tempo libero dei ragazzi, pensando erroneamente che i titolari dei discoteche avrebbero visto questi contenuti, questo sito, con la mia pubblicità all'interno, perché all'inizio c'era solo la pubblicità della mia attività di web designer, dicendo cavolo, molto interessante, vogliamo un sito a te. Inizia a squillarmi il telefono, io contentissimo, cavolo, questo è il gestore del Varadero, dello Tsunami, e mi chiamavano, bello, abbiamo visto il sito, ti serve un sito? No, però vogliamo la pubblicità lì dentro. Bene. E quindi me lo chiede uno, me lo chiede due, me lo chiede tre. Basta uno e diventa già un cliente, diventa già un mercato. Quello, ma poi io mi sono trovato di fronte al classico bivio. Cosa faccio? Continuo a fare siti internet oppure mi lancio in questa attività completamente nuova? Pensa che io sono stato il primo in Sardegna a vendere i banner pubblicitari. È vero. Quando ancora dovevi spiegare che cosa fossero i banner pubblicitari. Cos'era un banner? Ti ricordi che vuole fare un banner? Che cosa? Che cos'è? Un striscione, striscione. Sì, ma infatti... Da striscione fisico a striscione digitale. Sì. Però anche un'altra cosa importante, non esistevano i cellulari, quindi le foto che facevi tu... si vedeva tutto nei PC, quindi... No, nel senso che la foto fatta alle persone era una cosa nuova. Era una cosa. Allora, perché allora prima di me
c'erano i vari giornali, il più famoso era Week, che era il giornale sul tempo libero dove pubblicavano, che ne so, 10 o 15 foto di ogni serata. Ok, la foto però, immaginatevi un giornale formato A5, la foto francobollo, quindi con molta fantasia tu potevi capire che eri tu. Noi abbiamo scardinato un po' questo, perché andavamo con i fotografi nelle serate, facevamo le fotografie e poi le fotografie venivano pubblicate il giorno dopo. Quindi, mentre con la carta stampata tu dovevi aspettare una settimana per vedere forse la tua foto, forse piccolina, qui il giorno dopo avevi la possibilità di vedere la tua fotografia grande, salvarla, ed era rivoluzionario questo. Perché non solo vedevi te stesso, ma vedevi anche a chi altri c'era. E quello che succedeva era questo, che io tutti i sabati mattina e le domeniche mattine venivo svegliato al cellulare. Perché succedeva questo, che allora dovete sapere c'è un aneddoto curioso, che noi andavamo, io con i miei fotografi, andavamo a fare le fotografie e i ragazzi, soprattutto loro, ci fermavano per fare le fotografie con le ragazze. Ok. Avevamo bevuto un po', quindi fotografie abbastanza esplicite, nel senso il ragazzo che si abbracciava con la ragazza, la sta baciando, la foto carina, erano loro, ok, foto. C'era un problema. Consenso informato? No, non era il problema del consenso informato. No, il problema è che quella non era la loro ragazza e loro erano fidanzati. Ok, però avendo bevuto il giorno dopo si mettevano, rinsavivano e mi chiamavano, cancella, alcuni minacciando, ti denuncio, alcuni ti prego, mi rovina. Io le ho sempre cancellate tutte. Però qual era il problema? È che ti ricordi il detto gazzella con leone, una gazzella si sveglia? Sì, che pizza. E quindi la sfida era per vedere se era più veloce la ragazza a scoprire che lui aveva messo quella foto o noi più veloci a cancellarla. Eri sempre più veloce. A volte noi, a volte loro. Succedeva qualche macella al controllo? Sì, no, ma ne sono successe tante, ma più che altro non tanto per nostra etica, perché noi... noi eravamo... La tua etica, cioè, chiedi il permesso. Sì, era il problema era che l'alcol veramente fa danni. Ma va. Perché non si rendevano, cioè a raccontarla, ma spiegandolo, ma quindi sei tu che sei andato dal fotografo a chiedere di fare una fotografia con la tua amante, tutto consensuale? Sì. È andata così. Però è stato un periodo molto molto divertente, e quello che le persone non capiscono è che ancora non c'erano i social, quindi quello era il social. Il social era quello, era un Facebook ante litteram in cui capivi cosa succedeva, e di quello ne avevo fatto un business, perché è durato un po' di anni. È durato una decina d'anni circa. Sì, è durato una decina d'anni circa. Diciamo che il periodo discendente di Crastulo è iniziato quando sono iniziati ad arrivare i primi social network. Quindi quando c'era MySpace, che alcuni ancora ricorderanno, funzionavamo bene. Con Facebook è iniziato a crollare, ma perché? Perché è crollato il nostro modello di business. Il modello di business di Crastulo era semplice: noi venivamo pagati dalle locali di discoteche per pubblicare le fotografie del locale. C'era un problema però. Era un grande contenitore, quindi oltre alle discoteche belle c'erano anche le discoteche brutte, erano tutti i nostri clienti, e una discoteca brutta comunque veniva sempre, anche se noi la potevamo pubblicizzare, veniva vista più brutta rispetto a quella bella, cioè non era, alla fine il materiale umano era quello lì. E quando è arrivato Facebook, i locali hanno capito che potevano pubblicizzarsi e far vedere solo la loro attività e non la nostra, cioè non la concorrenza. Okay. E quindi il nostro modello di business è andato un pochettino a scemare. E avrei potuto fare tante altre cose, però c'erano due fattori. Il primo era che non avevo più la passione per quello, nel senso, iniziavo a essere grande. Quando ho iniziato a vedere che i ragazzi che mi chiamavano per chiedermi dove andare in discoteca o dove andare a ballare, dicevo, ma io sono a casa in pigiama, non lo so. Ho iniziato a vedere che c'era quello, e poi
molto del marketing che conosco oggi non lo conoscevo, ma soprattutto avevo voglia di fare cose diverse. Mi ero reso conto che ero innamorato, Krastulo mi aveva fatto innamorare della comunicazione, e quindi ho iniziato a lavorare, A studiare tantissimo, ho studiato come Ma guarda, quando fai video, io sai cosa ti guardo? Ti ascolto e ti vedo, ma un periodo guardavo la libreria. Lì vedevo quanti volumi, a parte quanti volumi abbiamo in comune, ma quanti volumi, io so che tu li hai letti tutti quelli, cioè proprio, ma dico lì, che vabbè lo fai magari perché è una bella scenografia, ce l'hai dietro, mi ricordava Montemagno che metteva le pile. Sì, è stata diciamo, Montemagno ci ha cambiato un po' tutti, e l'ispirazione è stata quella. Tu tutti in inglese? No, io devo dire che leggo principalmente in italiano, in inglese, perché per me la lettura è sia studio ma soprattutto piacere. Bravo, quindi sforzarti troppo. sarebbe uno sforzo troppo. Però io sono un maniaco delle routine, perché routine. Routine. Quindi io la faccio, siccome il tempo è sempre poco, la sera non ho particolarmente voglia di leggere perché sono bollito. Quello che faccio è leggere la mattina. Quindi che altro fai la mattina? Molti stanno, Allora, io sono, come dicevo, sono un maniaco proprio della routine. E quindi però mi piace anche dormire. Quindi ho deciso vado a letto presto. Okay. Quindi metto a letto mia figlia, metto a letto le galline, mi metto a letto anch'io. Ma c'è galline? No, per modo di dire, tutti gli animali, cani, gatti. No, ci credo, qualsiasi cosa tu... Può essere. No, quello era un modo di dire. Okay. Quindi vado a letto intorno alle 10. Ok. Vado a letto alle 10. Orario giusto. Sì. Poi alle 5:30, 6:15 mi sveglio. Mi faccio comunque 7-8 ore di sonno, le faccio sempre. Perfetto. Quindi non è che... fai riposino pomeridiano? Sì. Di quanto tempo? Allora, riposino pomeridiano 25 minuti. Giusto. Quindi 25 minuti. Il tempo giusto. Oltre la mezz'ora non devi andare. No, altrimenti ti stordisce. Però io ho trovato in queste routine da matto, che adesso vi racconto, ho trovato la libertà. Quindi, la libertà? Sì, perché più avere tutto segnato, tutto quello che devo fare giorno per giorno, mi dà più tempo e mi dà più libertà di fare quello che amo. Ok. Quindi io la mattina, che cosa che faccio? Mi sveglio, la primissima cosa che faccio sono un quarto d'ora circa di allenamento fisico. In questo periodo ho molto stretching. Mi sto tipo yoga, cose del genere? Simile, no, ma io vengo dal mondo delle arti marziali, quindi è proprio... Hai fatto arti marziali, me lo ricordo. Sì. Quindi stretching puro, allungamento, principalmente quello, giusto poco il riscaldamento, per 15 minuti per riattivarmi. Poi, seguito a quello, 15 minuti di meditazione, quindi meditazione in cui mi metto le cuffie antinfortunistica, sono totalmente isolato, chiudo gli occhi, mi metto la copertina e per 15 minuti ascolto il battito del cuore. E come lo ascolti? Perché con le cuffie cuffie antinfortunistica sei completamente isolato, quindi il bam bam lo senti. Okay. E quindi io mi concentro su quello. Il respiro? All'inizio sì, però mi concentro meglio sul battito cardiaco. Il respiro chiaramente si abbassa, lo senti. E cosa fai ascoltando? Cioè, cosa ti succede, bugia, non cosa fai? Quello che ti succede è che ti vengono dei pensieri. E quindi il pensiero ti arriva e tu dici no dai, vai via. E torni a concentrarti sul battito cardiaco. Okay. Poi ti arriva un altro pensiero che è un po' più lungo e ti viene da pensare. E allora tu lo sposti e torniamo ed è un continuo di arrivano pensieri gli sposti. Ma questo ogni giorno ti succede questo? Sì, non è impossibile. Allora è impossibile quello di rimanere 15 minuti concentrati sul battito cardiaco o sul respiro, perché ti arriveranno sempre dei pensieri, perché la mente è fatta così. Però questo ti aiuta a essere più calmo e più rilassato durante il giorno, quindi arrivano i classici casini, tutte le cose, sei più pacato,
agisci con maggior tranquillità e consapevolezza, sì. Quindi dopo questi 15 minuti? Dopo questi 15 minuti mi prendo il mio bel libro e rimango altri 15 minuti a leggere. Ok. Quindi sono tranquillo, non ci sono casini. Che bello. Tutti addormentati ancora? Tutti ancora addormentati. Poi scrivo un pochettino le cose che... Il to-do list? Qualche to-do list con anche un po' di diario della gratitudine, quindi 3 cose di cui sono grato. Quindi che ti sono successe il giorno prima? No, in generale, per dire quello che ho scritto oggi Oggi cos'è scritto? sono grato che ieri ho giocato a padel e anche oggi ho partita. Giochi a padel? Sì. No, allora dobbiamo giocare insieme. Poi? Ok. Poi, altra cosa di cui ero grato abbiamo trovato una gattina e quindi questo mi ha reso felice. Quindi sì. Ma vivi in campagna? No, vivo in... C'è una casa con giardino? Casa con giardino. Okay. E poi la terza cosa, sono grato del fatto che oggi è una giornata abbastanza libera perché ho un appuntamento più di piacere che di lavoro, cioè di lavoro ma anche di piacere perché è un amico. Ho un appuntamento con te per questa intervista, quindi una mattinata tranquillissima, ho detto un venerdì spettacolare. Chiudi bene la settimana. Chiudo bene la settimana e quindi queste sono piccole cose. No, sono belle cose. Però sono ti aiutano quando si è depressi, quando si è giù, ti aiutano a vedere a pensare che non tutto sta andando male, ma anzi tante cose che stanno andando bene. Comunque, finita diciamo la routine strong, quindi ho scritto, ho letto, ho studiato. Preparo il caffè, porto il caffè a mia moglie, sveglio la bambina, preparo la colazione alla bambina. Bambina, quanti anni ha? Bambina ha 9 anni, ma con mia moglie facciamo tutti e 3 la colazione a letto. E quindi io preparo la colazione, porto la colazione e mangiamo lì. Nel frattempo guardiamo i cartoni animati mentre facciamo colazione e poi questo dura, ci svegliamo un po' tra 20 e 30 minuti. 30-20 minuti. Nel frattempo poi c'è la roba scaldata per la bambina, le porto la roba scaldata, la cambio, la preparo, andiamo a scuola e l'ho portata a scuola e sono venuto qui per l'intervista. Però mi ricordo una cosa, la devo spoilerare, sì, ho stanato, ma a me mi ricorda, a me mi è brutto. A me ormai si può usare, vabbè, Robin Sharma, il 5 del mattino. Voglia, l'ho fatto, ti dico che l'ho fatto per 6 mesi. Poi non lo so perché mi sono perso e non ho continuato, ma mi sa che lo riprendo. Allora, ti dico Robin Sharma, bellissimo, il club non mi ricordo se era delle 5 o delle 6, forse delle 5, molto carino, molto romanzato. E diciamo che ti sei ispirato? No, in realtà quello l'ho letto dopo un libro che si è ispirato a quello, che è il The Miracle Morning di Hal Herold, che ha fatto fondamentalmente quello che lui dice è la mattina ti devi svegliare presto e fai queste 3 cose, l'ora in 3 sarebbero Robin Sharma le divide in 6, che comunque sono studiare, meditare, quindi studiare silenzio, meditare, scrivere o leggere, avere visualizzazioni su obiettivi, sul futuro, e poi che altro c'è? Attività fisica, e poi c'è un sesto che non mi ricordo. Comunque, e lui si è ispirato a Robin Sharma. Alla fine diciamo che questi libri sono tutti un pochettino un mix di cose. Sì, sono un mix. Hanno un difetto, ed è il motivo secondo me per cui si tende a volte ad abbandonarlo, che è legato al sonno. Nel senso che se il risveglio mattutino per fare tutte queste cose diventa un peso, smetti di farlo. E questo dipende dal sonno. Da quando vai a letto? Se tu vai a letto entro le 10, non puoi fare. E il fatto è che ognuno ha dei ritmi di sonno diversi. Quindi per me ho visto che dormire, l'ideale sono 7 ore e mezzo. Io con 7 ore e mezzo di sonno sono riposatissimo. Sì, esatto. Se però vado a letto tardi e tolgo tempo, significa che poi magari mi sveglio lo stesso presto, ma sto facendo quelle routine stanco, e quindi tutti i benefici dello svegliarsi, li perdi, perché poi è una produzione di cortisolo maggiore. Devi trovare, è un po' come il discorso delle diete che funzionano. Delle diete che funzionano. Quella che va bene a te. La dieta che funziona, che va bene a te, non è un regime restringente, ma è un regime di privazione. È un regime che dici, mangio il giusto, sto bene, non mi pesa, ma è un regime... Non mi peso.
Sì. Poi Ricordo di non pesarti. guarda, su questo io sto diventando cintura nera perché sto intervistando tantissimi nutrizionisti e quindi ognuno di loro Prendi qualcosa. sì, perché io li intervisto, però ho delle curiosità mie su me stesso. Certo. Quindi grattuccio un po' di consulenza da una parte, un po' dall'altra e mi sto facendo una cultura sulla nutrizione. Sei uno curioso pazzesco. Quello sì, che è la mia curiosità è una maledizione e una Bravo, benedizione. è una maledizione. Perché è una benedizione perché mi permette comunque di informarmi, studiare con grande amore e grande curiosità, quindi questo è bello. È una maledizione perché mi annoio facilmente, quindi dovrei portare avanti un progetto, se però mi sta annoiando voglio un progetto nuovo, qualcosa di nuovo, e questo è... Adesso il tuo progetto attuale, che ho avuto modo di vedere ovviamente un po' nel tempo, sei passato da diversi format. Sì, assolutamente. Cioè sempre sono format di interviste su YouTube, quindi il format è quello un po' nato nel periodo Covid, mi sembra. Sì, è nato proprio il periodo Covid, è stato lo sbocciare, diciamo, delle interviste, quindi tutti sono nati video. Il Covid, tra l'altro, è una cosa che ha fatto per la nostra professione dei creativi, ma non solo, ha trasformato e reso possibile alcune professioni. Bravo. Prima dal commercialista, dall'avvocato devi andare di persona, o anche dallo psicologo devi andarci di persona. Vabbè, ha sdoganato, sì. il meeting. E diciamo ha sdoganato il remoto, il collegamento a distanza, certo. l'ha sdoganato. E quindi quello che è successo è questo, che è iniziato nel Covid, facevo molte interviste inizialmente agli imprenditori, il focus era sono tutti in crisi, hanno chiuso tutto, falliremo tutti, moriremo tutti, no? E quindi io stavo intervistando degli imprenditori che invece, nonostante il Covid, stavano lavorando in maniera diversa, in alcuni casi anche meglio. Quindi che so, avevo intervistato mi ricordo il birrificio di Cagliari, Marco, che lui con le serrande chiuse si era inventato il box che ti mandava la ricetta della birra con gli ingredienti della birra a casa, e quindi tu la cucinavi così. Oppure altri, mi viene in mente anche la piemontese il pasticcere bravissimo della piemontese, ci vedono i nomi, ok, no, adesso sono così, che lui stesso portava gli ordini a casa con le paste. Bello. Insomma, ognuno stava... comunque hai fatto un servizio sociale pubblico. Era un servizio... Da un lato era una capacità per te di apprendere, ma per chi parlava poteva essere comunque un esempio da seguire. Portava speranza perché concretezza e idee. Erano idee perché vedevi anche il commercialista che diceva: guarda, io adesso sto lavorando così, ma come fai? Come ti colleghi? E quindi era un po' una guida per spiegare il come fare, ma soprattutto era un'iniezione di ottimismo a chi vedeva dei colleghi che stavano lavorando nonostante tutto e pensavo: dai, magari lo posso fare anch'io. Bravo. Quindi Bravo. era nato così, e da lì poi si è evoluto. Ho intervistato moltissimi imprenditori per parlare un po' del più, del meno, di quello che facevano, però poi sono stato fulminato, come si suol dire, sulla via di Damasco. Perché cos'è successo? È successo che per tutta una serie di motivazioni ho avuto a che fare con diversi dottori, e mi sono reso conto che dottori medici. Mi sono reso conto che i dottori più bravi non comunicano online. E perché non comunicano online? Non comunicano. Tuttora. Comunicano pochissimo perché non hanno tempo. Okay. Gli unici che un po' hanno diciamo sdoganato questo sono nella sanità privata i nutrizionisti, psicologi. Loro l'hanno capito prima, però tantissime altre branche, per dire che un neurologo, un urologo, zero, sono pochissimi. Anche a livello nazionale. Anche pochissimi anche a livello nazionale. Questo per... Motivo? I motivi sono due. Allora, il motivo principale è il tempo. Quindi lavorano a palla, quindi non... l'equazione è: se un dottore lavori molto e sei molto bravo, non hai tempo per comunicare. E non hai manco bisogno, magari. In parte sì, però in parte lo vorrebbero fare, ma non sanno come fare, perché in
imparare a comunicare ti porta via del tempo. Quindi il concetto è che se tu sei giovane, sei agli esordi, hai del tempo e magari impari quelle skill. Okay? E in più c'è anche un retaggio vecchio che la comunicazione avveniva solamente nella carta stampata, nella TV. Sì, proprio e quindi, la rivista, articolo scientifico. Sì, io ho intervistato l'altro giorno un giovanissimo cardiologo, che è un cardiologo che è anche primario, però è poco più di 40 anni, quindi giovane, molto 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 bravo. E lui aveva iniziato in tempi non sospetti a comunicare, e gli altri colleghi più anziani, cioè, gli hanno detto peste e corna, ok? Però sta cambiando questo. Quindi da un lato c'è il discorso del tempo e dall'altro il discorso un po' della forma mentis. E quindi ho detto, a me piace molto l'idea della comunicazione, quindi io lavoro con i dottori per portarli proprio a comunicare. Intervistiamoli un po' per curiosità mia, un po' per dargli quella spintina gentile dell'intervista, un po' anche per procacciarmi nuovi clienti, perché il dottore me ne presenta un altro, che me ne presenta un altro ancora. Ma poi per far cosa? A loro fai consulenza, formazione? Allora, cos'è il tuo il mio lavoro è questo qui. Io rapisco il medico per una mattina, okay, e in quella mattina registriamo i video per 5 mesi di tempo. Wow! Quindi ottimizzi un casino. E questo com'è che ho fatto? Ho fatto perché essendo diventato cintura nera di interviste e avendo intervistato tanti, hai capito quanto lavoro c'è dietro? Ho capito quanto lavoro c'è dietro, ma ho capito anche come metterli a loro agio. Bravo. E quindi io che cosa faccio? Prendo 2 telecamere, le metto una in un'angolazione. Ma dal vivo lo fai venire da te? No, vado io da lui. Vado io da lui. Ah, vai tu da lui, qualsiasi luogo sia. Solitamente il suo ufficio, così è a suo agio. A suo agio, una lista di domande, e iniziamo a parlare di tanti argomenti che sono inerenti alla sua professione, e lui chiaramente è preparato da prima. Quindi lui sa. Ti chiedi tu di cosa vuoi parlare, perché quello è il tuo campo. Lo sa. Io prima dell'intervista gli mando delle domande. Dico, okay, guarda, io vorrei toccare questi punti, e lui mi dice no, guarda, questo no, oppure aggiungiamo quest'altro, però ha già il modo di capire, ma sono le cose che ripete tutti i giorni, quindi non sono cose nuove. Quindi ci sediamo un po', noi in questo momento siamo in macchina, però immagina di farlo in uno studio, ok, iniziamo a parlare. Quello che viene, ma 4 ore di roba? Più o meno 3-4 ore. Di materiale a voglia, 30 pillole o short, cose più lunghe. E tendenzialmente rimaniamo sugli shorts, quindi rimaniamo sempre, l'idea è quella di lavorare sulla parte corta, quindi sono domande secche, okay, che so quando è che bisogna andare dallo psicologo? C'è un campanello d'allarme tutti i giorni. Ok, quindi facciamo così tutta la vita, che e anche lì, perché comunque c'è impari queste cose. Impari. Quello che mi sono reso conto è che un po' sullo psicologo si sta sdoganando. Prima lo psicologo era il medico dei matti, oggi è più accettato, anche se dipende dai luoghi. Perché, per dire, a Cagliari, se io dico devo andare dallo psicologo, è interessante, ti stai trovando bene questa domanda. Nel Nuorese o nei paesi è ancora un po' croccante, un po' così, però sta un po' cambiando. Sono spuntati anche tantissimi coach. Il coaching ha sostituito per certi versi l'intervento. Allora o ha aiutato? Un po' ha aiutato e un po' ha fatto danni. Certo. Perché il concetto era questo: se tu stai male, vai sbagliato, però se tu stai male, vai dallo psicologo. Se invece tu stai bene e vuoi avere una marcia in più, vuoi maggiori performance, vuoi rendere di più, vai dal coach. Non capendo che invece anche lo psicologo fa questo tipo di lavoro. Non so se la tappa, se posso dirla, è prima lo psicologo e poi il coaching, se vuoi. Assolutamente. Io ho fatto così, mi ha aiutato tanto.
Cioè, consapevolmente che sia un problema di diverso tipo, ma come i coach più seri ti dicono no, se tu hai un problema di un certo tipo devi andare dallo psicologo sì. e ti mandano là. Quello sì. Io dico, io non mi posso permettere, posso solo darti una mano in un certo modo. E cosa hai scoperto parlando con gli psicologi? Guarda, Come vedono il coaching? Allora, il coaching psicologico loro lo vedono molto bene. La preoccupazione che c'è sul coaching psicologico è quella che molto spesso viene fatto da persone che non hanno la qualifica o non hanno gli strumenti. Perché quello che hai detto tu è giustissimo. Ci sono dei coach, e io ho lavorato con diversi di loro molto bravi, che quando vedono che c'è un problema di non loro pertinenza mandano dallo psicologo, un po' come lo psicologo quando vede che c'è un problema lo manda dallo psichiatra. Dallo psichiatra, okay. Se c'è un problema più oltre. Però a volte ci sono dei coach che sono veramente proprio alle prime armi, fanno un corso di 3 giorni e sono iniziano sì, e poi il vero problema che assistiamo tutti è quello che col marketing aggressivo non è facile capire chi è bravo rispetto a chi non lo è. Certo. E quindi per quello io spingo molto a far sì che i dottori bravi comunichino, perché troviamo dei dottori scarsi con marketing incredibile che paradossalmente possono avere più successo di altri che invece sono molto bravi, che però non hanno un marketing così. Quindi ormai i dottori devono comunicare, cioè i dottori devono comunicare. Certo. Non possono, prima potevamo farne a meno, oggi lo devono fare. È vero. Io comunque sono campione numero 1 di divagazione. Tu apri parentesi o ne apro anch'io. Vogliamo parlare di cucina? Non lo so. Sì, che bello! Perché? A me piace moltissimo cucinare, perché io ascolto moltissimi podcast e ascolto molti podcast quando cucino. Wow. E quindi ma podcast di che tipo? Quali sono i tuoi? Allora, poi torniamo nella cucina, non divaghiamo troppo, perché con anche te lì. Un'ora non basta. Anche lì. Allora, la mia dieta mediatica. Sì, io penso questo, noi ci lasciamo condizionare da tutto ciò che ascoltiamo, ok? Quindi se ascoltiamo tantissimi programmi, tantissimi telegiornali, tantissimi TG, finiamo per avere una visione del mondo catastrofica e tossica. Quindi a me va bene informarsi, però io ascolto magari le pillole radiofoniche del Radio DJ, il TG in 2 minuti. Breaking news mi va benissimo. Poi magari qualcosa approfondisco, però non voglio farmi condizionare. Quindi, tornando a noi, la mia dieta mediatica con i podcast e con gli audiolibri è: la mattina ascolto studio. Quindi ascolto materia di studio. Ciò che studio, ok. Sì, quindi devono essere dei podcast o degli audiolibri un pochettino più specifici, più impegnativi, anche perché ho delle capacità, non sono ancora bollita alla giornata, ho fatto meditazione, quindi ancora ce n'è. Ok. Poi da dopo pranzo interviste di tutti i tipi, che possono essere interviste a persone che parlano di comunicazione, sportivi, qualunque cosa. Okay. Dopo le 6, se mi capita di ascoltare, ascolto intrattenimento, quindi romanzi in audio, moltissimo Audible, ascolto romanzi di fantascienza, podcast comici, che so, Tintoria, oppure che vuoi che ti dica Catalan, ascolto qualcosa che è intrattenimento. Però per me è importante quello di dividere la giornata, perché se inizio allora, se è vero che posso ascoltare dei podcast di intrattenimento la mattina, non è vero che mi ascolto la notte dei podcast di studio, quindi devo essere un attimino rigoroso. Davvero? Cioè riesci a rispettare? Se non lo faccio va tutto a scatafascio. Quindi io, come ti dicevo, trovo la libertà nella routine. Io ho detto, io che cos'è che voglio fare? Io mi sono disegnato quella che è la mia giornata ideale, ok? E nella mia giornata ideale... life design? Sì,
alla fine sì. Io nella mia giornata ideale ho un diario con delle check e metto ho sentito i miei familiari oggi, ho chiamato i miei familiari, che ne so, ho chiamato mia mamma, ho chiamato mio fratello e ho un check, sì, no. vabbè. E quindi alla fine della settimana guardo, che ne so, ho portato i cani a fare la passeggiata, Sì, quella devi fare per forza. E in realtà ho il giardino, quindi è un problema che ce l'ho il giorno quindi dopo. almeno una volta la passeggiata gliela fai fare, Sì, a prescindere dai loro bisogni. Sì. Ok, so capito. Infatti mia mamma Tu devi scrivere, io devo scrivere, sei andato in bagno? No, non arrivo a quello, però ho la casellina, ho fatto sport oggi, Ok. ho chiamato un amico oggi, Questo me lo sono detto anch'io. Cioè, ho pensato, devo per forza almeno sentire una volta al mese un elenco di persone che sono quelle a cui voglio bene, e che per pigrizia, e tu lo fai in maniera questo chirurgica. questo podcast è questo, perché se non ci fosse stata, quando noi due, un altarino, ci siamo sempre detti, ma quando è che ci vediamo? Quando è che ma è in continuazione, perché abbiamo un trascorso comune della nostra vita insieme. Ci capiamo. Ci piacciono le stesse cose, però nei casini. Tu hai creato un podcast in cui chiami anche i tuoi amici. L'hai capito? È quello. E io la stessa cosa col mio diario. Che bellino. Quindi io mi segno, chiaramente quando l'ho detto a mia mamma è la sua... Non puoi dirglielo. E no, in realtà gli ho detto, io le racconto tutte le cose. Ad esempio, ci sono dei periodi in cui io faccio anche le docce ghiacciate, le docce fredde. Adesso sono un po' così. Io l'ho fatta tutta l'estate, tutta. Era più facile. E io invece la faccio d'inverno perché è più sfidante. L'hai fatta? Ci sei riuscito? Sì, assolutamente. Nel mio periodo, nel mio apice sono 3 minuti di doccia fredda. 3 minuti è moltissimo! Però ti dico, il vero problema sono i primi secondi. Esatto. Dopo che superi i primi 10 Ma la secondi... testa? Compresa la testa? Tutto. Wow. Comunque quando l'ho detto a mia mamma, le raccontavo, guarda, il mio diario, le check, metti il verde se l'hai fatto, il rosso se non l'hai fatto. Mia mamma mi ha detto, guarda, lo sai, Maria Gioia è la mia più cara amica, è psichiatra, vai. Vai, perché qui c'è bisogno. No, ti ha mandato lì. No, non mi ha mandato, ma mi ci stava mandando, ma io ho detto, no, guarda che sto bene così. Sto bene così. Perché poi è trovare, io mi sono disegnato quella che è la mia giornata ideale tipo. E nella mia giornata ideale tipo c'è chiamare gli amici, prendermi cura della mia famiglia, prendermi cura dei miei animali, lavorare in un certo modo. Ci riesco sempre, mai. Perché nella mia check di tutti i giorni, io ho circa 30 caselline. 30? Ci sono le cose più stupide, anche... Hai lavorato bene oggi? Sì. Hai studiato oggi? Sì. Ti sei 30 cose, tra cui appunto, come dire, non opinioni, punti di vista su cose molto più generali, non specifiche. Ma assolutamente. Cioè, è generale, e io sono il giudice, e per ricordarmelo e per continuare a capire, per dire, io avevo una check con dire, hai guardato almeno un TEDx oggi? A me piacciono molto i TED, le conferenze TED in cui ci sono persone che parlano di cose che fanno. Sono persone speciali. Ok, e per me era una cosa che era importante. Se non mettessi la casellina me ne dimentico. Ok. Però hai detto una cosa, fermo. Hai detto, se non faccio così è un disastro, no? Quindi hai verificato il fatto che non comportarti così, cosa ti è successo? Cioè, cosa è successo quando... La mia giornata non era la mia giornata ideale, era un po' meno ideale. E quando hai scoperto che la tua giornata ideale era così? No, l'ho scoperto perché un po' la meditazione, un po' il riassunto. Io ho detto, ma a me, che cos'è che piace fare? Ecco. A me piace fare, cioè se io avessi la giornata ideale lavorativa, come sarebbe? Nella mia giornata ideale lavorativa io mi sveglio presto, riposato, faccio meditazione, studio, leggo, scrivo, faccio colazione con la mia famiglia a letto, poi inizio a lavorare con dei ritmi tranquilli, poi prendo il caffè con mia moglie, chiacchieriamo, poi la sera vado a giocare a padel,
Ma questa non è la tua giornata lavorativa. No, la mia È la giornata, tua giornata. questa è la mia giornata, dove il lavoro è una parte. È una Ok. parte. Per dire, io ho capito anche che io la mattina sono più performante, quindi tutti gli impegni strong solo la mattina. Ok. Mi vuoi per la sera? No, io la sera non lavoro per quelle cose, quindi Ok. io la sera mi occupo, le interviste le faccio la sera, l'editing dei video lo faccio la sera, perché sono più stanco. Sai come devi gestire le cose. E ti dico, non mi è mai capitato, ormai sarà questo il quarto anno Che stai facendo che faccio il questo diario, modello. non mi è mai capitato di avere tutte le caselle tutte verdi. Ok? Ah, ok. Però dico, ne ho fatto un 80%. Sei soddisfatto? Tanta roba, cioè 8 su 10, 80%, tanta roba. E non sono, io sono un po' maniaco per queste cose, però non sono ossessivo, cioè non ho, se una giornata non sono riuscito a fare tutte le cose che volevo, la giornata domani andrà meglio, quindi sono molto tranquillo. Però dico, perdonami, ma la variabile che io chiamerei la variabile distruttiva della tua routine legata al lavoro, e cioè le altre persone che ragionano in modi loro, parlo di clienti, Sì. fornitori, cioè quando tu hai un'attività, ci sono sempre un sacco di pezzi che non sono controllabili da te. Allora, Come li gestisci? il fatto è questo, avere un lavoro di tipo imprenditoriale lo rende più semplice, perché alla fine croce delizia, sei tu che ti decidi i tuoi orari, i tuoi impegni. Ok, poi capita che ci sono delle giornate, a me capita di avere delle giornate in cui faccio formazione alle aziende, in cui magari ho 8 ore e quindi tutta la routine va a farsi benedire. Completamente. Sì, però quella Le accetti normalmente? le accetti vabbè. normalmente, perché quella è una variante. È successo in quel giorno, ma non è sempre così. L'eccezione va bene. Un conto è quando tu vivi tutti i giorni in costante, sotto pressione, e hai un senso di frustrazione perché dici no, la vita non è come la vorrei io. Ok. Non è facile perché ci sono dei periodi in cui sono molto ligio e funziona tutto bene, altri periodi in cui le mie routine magari non riesco a dedicarmi un'ora e mezzo la mattina, ma magari me ne dedico solo mezz'ora, Però lo fai. e in quella mezz'ora magari faccio solo meditazione e stretching, oppure Ok. solamente meditazione e lettura, dipende, però Sei 4 anni così adesso? sì, Sei contento? moltissimo, perché prima vivevo schiavo della mia frustrazione, perché avevo un'infinità di cose, desideri che volevo fare e non riuscivo a fare. Quindi la sera devo portare il cane ma non ho voglia. Adesso ho più energie. Poi diciamo che è un equilibrio, conta moltissimo l'alimentazione, conta Ecco, moltissimo. torniamo alla cucina e all'alimentazione. Allora, Quando ti sei appassionato, hai detto sono appassionato di cucina, quando arriva questa... la cucina arriva quando mi sono reso conto che devo cucinare io per tutti. Ah, e quindi dovendo cucinare io per tutti ho iniziato a giochicchiare, e quindi non hai mai fatto nulla prima d'ora? Prima di no, allora? inizialmente io vivevo a casa, ero il cocco di mamma, quindi non facevo niente, quindi poi da che sono andato a vivere con la mia compagna, che poi è diventata mia moglie, le cose sono cambiate. Sì, poi sono ulteriormente cambiate, perché mia moglie ha la sclerosi multipla, e quindi molti lavori fisici non li può fare, quindi molto del carico lavorativo strong era mio, e quindi tra questo c'era la cucina, e quindi ho iniziato ad appassionarmi alla cucina, alle ricette, al cercare di fare le cose in maniera diversa, ma con divertimento, perché la chiave è sempre lì. Se vedi le cose come una punizione è un problema. Diventa tutto cattivo, anche Sì, quello che sì. fai. Per dire, io devo fare la lavatrice. Per me la lavatrice non è un problema, perché mi sto scaldando il mio audiolibro, sto studiando, cioè, o meglio, perché lo faccio la sera mi sto scaldando un libro di fantascienza. C'hai anche la programmazione della lavatrice.
tutto, Che bello. fa tutto. Per quello io una mattina, tornando alle routine, Ah. dovendo fare tutte queste cose, perché è nata l'idea di avere queste routine da mezzo santone, mezzo matto. No, E mezzo che totalmente normale. ti posso garantire. oggi sì, però nasce dalla crisi. Perché quando io sono entrato in una profonda depressione proprio seria, che ho scoperto dopo, quando è nata mia figlia. Davvero? Sì, perché quando è nata mia figlia, io prima la situazione di mia moglie non la vivevo male, perché comunque dicevo, ok, non puoi fare determinati lavori fisici, però mi dà una grande mano su tutto il resto, perché mia moglie si occupa della mia contabilità, quindi tutto è la mia memoria vivente, quindi tutto ciò che Quindi riguarda tu numeri, quelli brutti, belli, non li vedi. tutto quello Ah. che riguarda fatturazione, Ma che commercialista, figata. fa tutto lei. Fa Ma tutto che lei. Quindi bello. non è un discorso aiuta. faccio tutto io, No, ti ma aiuta. no, cioè sarei È molto importante. ma poi. ma non so gestire i soldi, sarei sotto una strada. Non sai manco gestire i soldi. No, ma fa tutto la mente matematica ed economica. Ma le cose te le compri tu o te le compra lei? No, me compro io, ma gestisce lei tutto. Bellissimo. Bellissimo, quindi grazie. Grazie a Grazie a Barbara. Barbara. Santa Ciao, Barbara. Non ti Il- conosco però. No, So però da lui quanto io sei sarei, importante. ti dico, sarei proprio l'artista puro in mezzo a una strada. Esatto. Quindi- Ok, perfetto. No, lei mi dà, da questo punto di vista mi dà una grande mano. Però quando è nata mia figlia, Cosa è successo? sono entrato in depressione perché c'era anche un'altra persona di cui occuparmi. Io ero abituato a lavorare 8 ore, 10 ore e non c'erano problemi. Con una bambina piccola le ore che avevi a disposizione diventavano 3 o 4. E quindi per me, che era un grande dispersivo, era tosta. Quanto è durato questo periodo? È durato per un annetto buono. Un annetto buono in cui io stavo lavorando, volevo fare tutto, ma facevo tutto male. Quindi non facevo attività fisica, non dormivo male, non facevo sport, non facevo niente. E lavoravo nei ritagli di tempo, ma insomma, avevo capito che mi dovevo prendere il mio tempo. E qui da lì l'idea ho iniziato a studiare, ho iniziato a vedere, Cioè a capire come potevi migliorare. Sì. Ma tu hai detto, me ne sono accorto dopo. Me ne sono accorto dopo, parlando comunque anche con altri amici psicologi che mi hanno detto, no, tu eri in depressione. Tu eri in Cioè depressione. tu ne sei uscito senza sapere. Ne sono uscito con l'autodiagnosi e leggendo e studiando, una cosa abbastanza atipica, perché normalmente non esci, hai bisogno di... Con un aiuto esterno sarebbe stato molto più indolore e molto più veloce, su questo non ci piove. Ma come appunto dal punto di vista di sensazione, qual era? La sensazione Per fortuna non la era conosco. quella che le cose non sarebbero migliorate, che il giorno dopo sarebbe stato peggio del giorno prima, Ok. e che eri in una situazione non dico di schiavitù, però di grande fatica, in cui c'era l'amore e la gioia per una bambina, Certo. quindi quello ti dava una grande spinta, però era come un drogato che aveva la felicità della figlia, e quindi wow, euforia della bellezza, Up and e down. poi il down, e quindi un up and down continuo. Aiuto. Non era sano, però Quindi ti sentivi male, non capivi mi sentivo cosa, male. non sapevi cos'era, cosa fosse. Esatto. E ne sei uscito. Ne sono uscito. Il libro che mi ha cambiato, in questo caso, che proprio mi ha cambiato la vita, è stato The Miracle Morning di Hal Elrod. No, vabbè. Un libro che, allora, devi togliere un 70% di americanità, perché gli americani sono matti, sono matti, però se togli quel loro essere matti, c'era un buon 30% di consigli validi. Sono un po' Quindi- estremisti, vero? Sì, un po', sono molto estremisti, però c'era un nocciolo bello, un Quindi un nocciolo 30% che ti ha proprio illuminato. che mi ha illuminato, e quindi da lì ho detto inizio a svegliarmi presto per farle... Non ti svegliavi presto? No. Ti svegliava la No, bambina? mi svegliava prima la bambina. Ho iniziato allora per
ho iniziato a farlo quando effettivamente mia figlia è iniziata a essere un pochettino più autonoma, ma soprattutto iniziava a dormire un po' di più. Poi dopo l'allattamento, diciamo lì torniamo all'aiuto di mia moglie, con l'allattamento al seno effettivamente la bambina magari si svegliava, si attaccava e continuava a dormire. Dopo invece bibbero? Dopo sì, però era più semplice. Certo. Lì ho iniziato a capire che se mi prendevo un po' di tempo per me, avevo poi un serbatoio di energie per tutto il resto della giornata. Quindi un po' come tutti gli sportivi sanno che se fanno sport è vero che si stancano, ma hanno un serbatoio di energie maggiore. E così anche la meditazione, anche il prendersi proprio del tempo per se stessi. Senti, la meditazione, perdonami, sì, è un altro argomento che mi piacerebbe affrontare con te, siccome la mia curiosità, un po' come la tua, è quella di provarci, che non l'ho mai fatto in maniera strutturata, quindi ho cercato di studiare. Come ti avvicini alla meditazione? Quale tipo fai? Allora, la mia tipologia è un tipo, la cosiddetta mindfulness. Anche se io man mano ho un pochettino mutato, nel senso che io ho iniziato, mi ero avvicinato alla meditazione con audiocorsi, quindi la voce guida che ti guida e ti... Sì, l'avevo fatta, sì. Proprio nel periodo del 5 morning, del 5 del mattino. Sì, ok. Mi era stato utile per la prima settimana, il primo periodo, poi mi dava fastidio. Perché nel senso che voce che mi guidava in direzioni che io non volevo. Normalmente la voce guida ti dice concentrati sul respiro, concentrati magari sulle gambe, concentrati sulle braccia. Bello, però non era, per molti funziona, non era il mio. Quindi ho iniziato a concentrarmi semplicemente sul respiro. Quindi, e ti hai già messo le cuffie? No, quello l'ho fatto dopo. Occhi chiusi, copertina. Perché lo facevi dopo l'allenamento? A volte lo facevo dopo, a volte lo facevo prima, dipende. Inizialmente quando lo stavo facendo ancora la parte di allenamento non la stavo facendo la mattina, quindi l'allenamento mattutino è arrivato dopo. Quindi inizialmente lo facevo proprio come primissima cosa, anche perché ero ancora abbastanza rilassato dal sonno. Era importante alzarsi a letto, altrimenti la meditazione diventa sonno, diventa dormire. E mi concentravo sul respiro. Basta. Arrivavano pensieri, i pensieri li allontanavi. Poi dopo un po' ho iniziato a concentrarmi solo sul battito del cuore e quindi sono arrivate le cuffie che mi isolavano. Però è molto semplice, E che benefici ha? Quello di togliere i pensieri, arriva il pensiero e lo scacci, il prossimo lo scacci e continui. I benefici sono che riesci durante la giornata a essere più focalizzato e concentrato. Cioè questo te ne sei accorto dopo quanto tempo? Dopo qualche mese. Cioè gli effetti subito non arrivano? Ma in parte sì, perché comunque mette insieme un circolo virtuoso. Perché il circolo virtuoso è, ad esempio, io quasi subito ho iniziato a togliere le notifiche al cellulare. Le notifiche. Quindi io utilizzo un'app che si chiama Forest. Forest? Sì, Forest è una sorta la copio. Allora, Forest funziona così. È una sorta di Tamagotchi. Il Tamagotchi. Quello che pianti gli alberi. Esattamente, pianti l'albero e funziona così. Tu metti Forest, il mio Forest dura 180 minuti e per 180 minuti non arrivano notifiche, se non le notifiche che decido io. Tipo la telefonata, sì. La telefonata arriva, la chiamata arriva, volendo il messaggio WhatsApp. Il messaggio WhatsApp, alcuni arrivano, decidi tu. Come fai alcuni? Nel senso che comunque metto i preferiti. Però quello non mi dà particolarmente fastidio, anche perché il cellulare c'è da un'altra parte, quindi mi arriva la chiamata. Non hai il watch? No, però ho disattivato le notifiche. Sul cellulare, sull'orologio, solo le notifiche di chiamate. I messaggi non arrivano. E funziona così, che tutte le app che non sono
in elenco, per 180 minuti non le posso aprire. Se le apro devo disattivare, ma così l'alberello che stava crescendo muore. E quindi poverino, io lo vedo, non è giusto. E quindi io ho Bellissimo. Instagram, Facebook, TikTok, Che sono strumenti del tuo lavoro. che sono strumenti del mio lavoro, ma sono disattivati. E quindi dedichi a loro una parte. Io li della posso tua giornata. li posso utilizzare, ma li posso utilizzare sul computer. Ok, poi durante questo io il forest c'ho la mattina, perché la mattina devo essere concentrato, poi magari la sera no, Sei lo libero. disattivo. Però mi rendo conto che una cosa comune è che se tu non sei sopra pensiero, tu stai guardando Instagram, ma come cacchio ci è arrivato Instagram? Stai zitto, ma ti Perché- dico una cosa che ho scoperto. La dico perché fa capire quanto dobbiamo essere un pochettino anche, non dico concentrati, ma attenti a noi stessi. Io da poco mi è successo e lì l'ho proprio capito, ma parlo di mesi fa forse. Ho una casa in campagna, quindi io lavoro in campagna, faccio lavoretti di tutti i generi, no? Legno, ferro, e un giorno in particolare mi sono accorto di questo. Metti, sto facendo un lavoro, il cellulare ce l'ho a casa, dentro, non ho iWatch, non ho nulla, vado in cucina a prendermi un bicchiere d'acqua, prendo un bicchiere d'acqua, lo bevo, c'è il cellulare, lo apro e magicamente mi trovo mezz'ora a guardare Facebook. Ho detto, ma che mostro sono diventato? No, è perché c'è un esercito di psicologi che lavorano affinché il cellulare sia interessante, le app siano interessanti. Io per un certo periodo penso che ho messo il cellulare in bianco e nero. Questo perché, perché il rosso delle notifiche ti accende, però era veramente una tristezza, perché quando lo voglio usare per tempo libero, guardare Instagram o TikTok in bianco e nero è una punizione. Beh, è una funzione un po', diciamo, artistica. Sì, però anche no. Invece Forest lo trovo funzionale, perché ogni volta che io sono cioè io mi ritrovo col cellulare in mano, calcando l'app di Instagram, no, ma c'è Forest, non posso. Perché non è che tu l'attacchi e muore. No, tu l'app ce l'hai visibile, ci clicchi sopra e come ci clicchi sopra ti arriva il messaggio, no, guarda che c'è Forest, se vuoi aprire l'apriamo, ma l'alberello muore. Quindi ti dà proprio questa consapevolezza, ti mette di fronte a un fatto. E quindi tu allora ragioni e dici, no, ma io... Ecco, mi sono trovato di nuovo nell'imbuto. Esattamente. Beh. È il non ragionare, perché noi per il 90% del nostro tempo rimaniamo con il pilota automatico. Infatti Sì, scusami, perché quel momento che era passata mezz'ora, ma cosa sto facendo? Stavo facendo il mobiletto. ma tu quando hai preso il cellulare, tu eri inconsapevole. Bravo, perché volevo vedere se mi aveva cercato qualcuno, un messaggio. E poi diciamo, però guardiamo, ma Così. questo è automatizzato. Così. Questo c'è anche un discorso di evoluzione del nostro cervello. Cioè Involuzione. È evoluzione. Allora, il nostro cervello si è evoluto per cercare di farci consumare meno energia possibile. Certo, sì. Quindi noi rimaniamo sempre col pilota automatico, perché se non ragioniamo non consumiamo. Infatti lo vediamo quando guidiamo la macchina, ci ritroviamo, che so, parcheggiati a casa, ma io devo andare al lavoro, ma questo meccanismo è identico a gli automatismi che ci sono nel cellulare. Quindi lo sappiamo, è una lotta che non possiamo vincere, allora usiamo delle app come Forest per aiutarci. Bravo. Altrimenti io, per quanto mi reputi una persona virtuosa, io sono un drogato, un maniaco del cellulare, sono dipendente. A me piace, cioè a me vedere le novità di Instagram, mi piace da impazzire. Ok, lo faccio, ma lo faccio la sera. La mattina no. La mattina lo devo usare per lavoro e lo uso da computer, e anche lì però il meccanismo per bloccare. Certo. Poi non sono, come dire, ci riesco sempre, ma che almeno fosse. E infatti ho una casellina. Hai usato? Io ho la casellina. Ho il check. Hai usato Forest almeno per 8 ore al giorno? E tu lo vedi. E lo vedo. Se sì, casellina verde. Se no, casellina rossa. Bellino.
bravo. Poi ci son periodi in cui sono molto strong, quindi ho l'80%, 85% di caselle verdi, altri periodi 60%. Ok? Quando però sono meno del 60%, Rimettiti in e testa. infatti è il periodo in cui mangio male, non faccio Ecco. attività fisica, i cani sono abbruttiti. Sei colpevole. Ma sì. nella checklist c'è, hai cucinato un piatto che ti hanno detto wow? No, quello però Mettilo. lo Così dovevi c'è una sfida in più. mettere. Io penso che c'era stato un periodo che a mia moglie le mandavo, quando ero molto virtuoso, le mandavo Perché no, non lo segui. e non Ma co- aspetta. no, molto virtuosa, che le mandavo, io facevo avendo un passato al grafico, le mandavo il menù della settimana tutto fatto così, con anche Che tutti i nomi, figata. che so, la ratatouille di verdure, poi Dimmi chi segui come guru della cucina? No, ma C'è guarda, qualcuno? a me piace, a me tutto il mondo Masterchef piace moltissimo, però sono molto più per la cucina casereccia. Tradizionale. Sì. Ma Quindi, qualche personaggio che segui nei vari reel di Instagram che ti suggeriscono ricette? O non li segui? No, li seguo un po' tutti. Ok. Da cosa mi piace, allora, mi piace molto Cannavacciuolo, mi piace un po' seguo Barbieri, me li seguo un po' tutti, ma mi piacciono moltissimo anche quelli che sono gli scappati di casa, che magari vincono Masterchef e iniziano a cucinare. Mi piace, Tutti. vedo Ti un po', ispiri. da questo punto di vista sono l'algoritmo sa, quindi è lui che mi suggerisce Ok. cose, quindi magari le ricette che vedo sono le ricette che di persone che non conosco, però in qualche maniera TikTok mi fa vedere quello che voglio Usi io. molto TikTok? Usi molto TikTok? Sì. Ok. Quali sono i social che usi di più? Allora, i social che uso di più sono, ti dico Facebook, e questo mi dà l'idea di quanto sto diventando vecchio, perché il fatto che dico trovo Facebook interessante è un problema. Vabbè. No, però allora ti dico, se dovessi fare una classifica, che la classifica la faccio guardando il watch time del mio cellulare, al primo posto YouTube, al secondo TikTok, al terzo Facebook, al quarto Instagram e basta. E LinkedIn? Anche LinkedIn, però diciamo YouTube probabilmente è quello che ha il watch time maggiore, poi tutti gli altri dipende dai periodi. Ok. Sono abbastanza accorpati. A me piacciono tutti, devo dire che mi piacciono tutti perché li vedo in maniera positiva per quello che mi danno e non per quello che mi tolgono. Ok? Beh, certo, Quindi il tuo lavoro è molto incentrato sui social, quindi comunque li hai imparati, li hai conosciuti, li hai utilizzati, poi alla fine gioie e dolori ma anche perché, dei social. per me è stato, io ho visto Facebook quando è arrivato ed era un wow. Io vedo le nuove generazioni che lo vedono, però lo subiscono più che lo utilizzano. I social in generale. Il social e il cellulare e lo smartphone in generale. Lo subiscono. Quindi noi che siamo una generazione di mezzo, lo vediamo con la bellezza di come è cambiato il mondo, ma anche la tristezza di come hanno cambiato il mondo. Quindi siamo un po' combattuti. Però un'ora. Cavolo, Non te ne sei mai accorto. volata. E allora dopo un'ora, anche abbiamo fatto un'ora e 10, con te ho sforato perché io starei tutto il giorno con te a parlare, perché uno è vero, non ci siamo visti fisicamente per tanto tempo, ci siamo sentiti solo in maniera immediata al telefono. Ho visto, hai avuto difficoltà a togliermi le parole di bocca, Ho avuto difficoltà, mi sono divertito troppo. Io li vorrei tutti come lui gli ospiti, no? Nel senso che ho avuto ospiti variegati e ribadisco quel concetto che tu hai detto, l'hai un po' accennato, ma mi preme dirlo, a me questa cosa mi riempie, cioè oltre che incontrare persone che magari non vedo da tempo o che sento e basta,
ma mi riempie sentire le storie Assolutamente. personali, professionali, quelle che vengono fuori, per cui non c'è un canovaccio, non c'è una sceneggiatura, non c'è domande preparate, non c'è niente, è tutto spontaneo e anche autentico, Sì. e questo mi fa molto E piacere. poi c'è un'altra cosa che io ho notato facendo anch'io questo lavoro di interviste, è che viviamo in un momento storico in cui c'è tanto brutto, c'è tanta negatività, quindi intervistare persone che nel loro stanno facendo delle cose interessanti, hanno qualcosa da dire, è un'iniezione di buon umore, sia per chi chiaramente Bellezza. guarda, ma anche per chi come noi lo fa. Sì, E quindi io, cioè, dopo ogni intervista dico: ah, wow, che bello. ho endorfine a go-go, Manetta. quindi quello è proprio bello. E quindi niente, arriviamo alla chiusura. Io faccio una domanda a tutti, ovvero questo progetto si chiama Come puntini puntini, e la domanda che faccio agli ospiti, in base a quello di cui hai parlato, che abbiamo parlato, c'è una parola che potresti darmi come chiusura e come titolo a questo episodio, ovvero a come? Ah, come non è con la A, ma la è creatività. Ma Questa è deve la- essere con la A? con la A. Non ti Allora, frego. A come Pensaci bene. Creatività, certo, la tua vita è creatività. allora, Anche nelle fammici cose un che attimino pensare, vediamo. A come fai. A come? aggiustamento. Come? Aggiustamento. Aggiustamento. Perché io penso che niente è perfetto. Bravo. Ogni giorno noi dobbiamo fare Un aggiustamento. un piccolo aggiustamento. C'è un libro molto bello di Luca Mazzucchelli, che è uno psicologo, che è Codice 1%, che lui dice che devi migliorare ogni giorno qualcosina. di un 1%. Se Dai. tu ogni giorno fai questo piccolo aggiustamento, allora migliori. Il concetto è: questo aggiustamento che fai è in positivo o in negativo? Perché puoi fare anche un aggiustamento negativo. A voglia. Se tu ogni giorno dici: ah, mi sa che ogni giorno mi prendo un Lape Roche. Uffa. Se lo fai un giorno non è un problema. Se lo fai tutti i giorni, sì, è quell'1% in negativo. Mi sta arrivando qui una tramvata, Infatti, quello che dicono è che noi siamo la somma di tutte le abitudini di 5 anni fa. Quindi oggi abbiamo i pro e i contro di ciò che abbiamo fatto negli anni passati. Quindi dobbiamo un filino aggiustare. Vabbè, ci lasciamo con questo augurio. Grazie. Aggiustiamoci. È stato veramente un piacere. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao bello. Ciao a tutti. Flat on his face. He's just a snake in the grass.